Giornata padovana per il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara per sottolineare l'importanza degli istituti professionali nel rapporto con il mondo del lavoro. Più in generale il futuro è roseo anche per gli insegnanti, pensando all'aumento medio previsto in futuro dal Ministero di 400 euro al mese, con l'ultimo contratto rinnovato in 3 settimane dopo che era aperto da 3 anni. E poi l'assicurazione sanitaria per 1 milione di dipendenti con rimborsi fino a 3.000 euro. La riforma del cosiddetto 4+2 ha fatto crescere gli iscritti agli istituti professionali di 2 volte e mezza, un risultato incoraggiante pensando che nel 2027, secondo le previsioni, il 47% di domande di lavoro in arrivo dalle imprese non saranno soddisfatte per mancanza di specializzazione offerta dalle scuole. Dal mondo dell'impresa chiedo anche di investire nella formazione. L'Italia è uno dei paesi OCSE in cui minori sono gli investimenti privati. Il Veneto è in situazione ancora più positiva perché ha una solida cultura di formazione. Noi in Veneto investiamo qualcosa come 1.300 milioni di euro, 825 milioni soltanto sull'edilizia scolastica, e voglio sottolineare che non sono soltanto soldi PNRR, ma ci abbiamo aggiunto importanti risorse nostre, statali. Abbiamo avviato in Veneto anche Agenda Nord con uno stanziamento di 23 milioni di euro perché la dispersione scolastica purtroppo tocca anche questa regione. Per gli studenti poi è previsto il piano estate per assistere i giovani che non possono permettersi vacanze e un forte investimento nella digitalizzazione.